Il muro. Da qua. Tranquillo. Faccio finta che è una partita di FIFA. Esattamente. Prendo confidenza. Tu pure così, io la stessa cosa. Magari in serata. Ragazzi, sono tutto qua in live su YouTube a fare le cose. Allora, le squadre si riscaldano, tutto sembra pronto. Zoom non se ne può fare. Mattia piacere. L'acqua non l'hai data, vero? Sì, già gliel'ho data. Già c'hanno tutti e due. Sì. Vediamo se lo metto un po' più indietro. Ok. Un B. Un B. Pronto? Pronto? Vai. Vabbè, chiami tu. No, guarda. Tu non ti preoccupare, Samu, perché ha dato l'errore, poi li vado ad eliminare io, quindi non ti do problemi. Va bene. Davide, una cortesia, tutto vicino allo zen. Ciao Davide. A te fa l'embetto. A sinistra o a destra? Sono passato. Quindi possiamo o no? Non l'ho capito. Allora signori, tutto pronto. Manca solo il fischio del direttore di gara. Portiere pronto? Portiere pronto? È cominciato questo appuntamento della Trinacria League. Minchia, ma dice vero questo che chiama tutto il Cominciamo con un possesso palla da parte. Subito. Un B. E Samuele. Questa è laterale. Ma io te la già.
Gestisce palla il portiere Ruffino. Zagarella gestisce palla che va a finire a vuoto. Nuovo possesso. La Mantia. Lunga questa palla. Non la da fare. Chiedono un rigore. Non ho messo là, fai più da No, mi ricordo. la misura, perché ora comincia a chiamare tutta la serata. Perché non la facciamo per diretta, per questa che si vede, però lo vedi. Ma chi risponde? Io era messo da qua. Punizione dal limite dell'area. La Mantia pronto alla battuta. Vediamo se cerca il secondo palo. Posiziona la barriera Ruffino, vediamo la Mantia. Barriera. Ancora prova Di Maio. Zagarella recupera palla, ancora, guarda Di Paola. La palla non arriva, la Mantia recupera. Palla al portiere. Ma Zagarella recupera e tira. Di Paola gestisce palla. Rientra. Palla ancora. Scarico dentro il tiro. Parata. Bellissima parata. Vaccaro richiama la calma. C'è bisogno di ragionare. Sale ancora Vaccaro. Cerca di far allargare il suo compagno di difesa. Che apre per la Mantia. Dietro ancora per Vaccaro. Vaccaro ancora. Dialogare. Viene pressato da Zagarella, ma riesce a passare Di Maio. Ancora poi bloccato Zagarella. Ancora gestisce palla. Zona tiro. Zagarella può anche scaricare, ma poi tira. Vaccaro. Mura la conclusione di Zagarella. Adesso si appresta a battere la rimessa laterale. Subito per Lazio. L'arbitro deve cambiare lato, perché sennò lui fa B. Non capisci, fa B. Attenzione, perché sta per arrivare il gol da parte di Murrusi. No, l'arbitro mi ha detto che non, dice di là non ci può stare, di qua non ci può stare, dice ci dobbiamo pensare, perché adesso Nuovo possesso da parte della squadra avversaria, che gestisce un nuovo possesso in attacco che viene murato. In maniera molto pulita. Vaccaro. Jungen. Ancora Vaccaro. 1 contro 1. Pressato. Zagarella pressa ancora. Vaccaro ancora a pulire. Gestisce. Dietro palla al portiere. no, ma anche io non ho bisogno. Vaccaro. Cioè, io preferisco il barca se ti va a riposare. Di Maio. Ancora palla al portiere. Jungen. Scarica il portiere. Fase di gestione. Poi palla lunga. A vuota. A vuoto. Ruffino. Scambia. Non ci palla senza guanti. Ruffino lungo. Chiusura difensiva. Vaccaro. Cerca di intrufolarsi nella difesa, ma nulla da fare. Viene chiuso. Rimessa laterale. Ancora in zona d'attacco per Vaccaro che gestisce, si gira. Minchia, non è partito il tempo. 5 minuti. Questa è la tiro. Messa battuta da Di Maio. Cercare Vaccaro.
Vaccaro cerca di girarsi ma chiuso. Ancora rimessa laterale. Ancora scambio con Di Maio. Di Maio Vaccaro. Vaccaro cerca 1 contro 1. Cerca la palla in mezzo alle gambe. Riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Rimessa dal fondo. Palla a Ruffino, che alla fine sceglie lo scarico corto. Anticipo di Di Maio. Zagarella. Nulla a vuoto. Ricomincia Jürgen. Intercettato Zagarella davanti il portiere. Zagarella. Parata. Ripartono allora gli Cannualu. Zagarella cerca di superare il portiere ma nulla da fare. Bella chiusura. E Ruffino, portiere. Partita che si va accendendo. Comincia a diventare un po' più dinamica. Nuovo possesso di Paola. Gestisce ancora pressato e riesce a liberarsi. Poi il passaggio che non passa e poi la testa di caparbietà. Zagarella alla pressione su Vaccaro. Vaccaro riesce a liberarsi con la suola. Riesce ancora a girarsi. Scivola Vaccaro. Non c'è nulla. L'arbitro momenti di incomprensione. Nuovo possesso per gli Cannualu. Vaccaro chiuso il suo passaggio. Ancora Vaccaro, nuovo possesso. Scarico dietro per Di Maio. A destra raga. Attenzione alla pressione. Palla a Ruffino per Lazio. Palla ancora a Ruffino che viene invogliato a salire. Mirisola. Di Paola pressato, gli chiamano l'uomo, si riesce a liberare ancora con la suola e poi palla dietro ancora a Ruffino. Ruffino cerca una nuova linea di passaggio verso Lazio che cerca di dialogare con Zagarella, che gira ancora all'indietro verso Ruffino, che cerca il lancio lungo verso Di Paola che si è liberato, grande aggancio ma nulla da fare. Vaccaro riesce a girarsi ancora elegantemente, cerca il dribbling in velocità, poi la palla dentro, la palla è uscita. La palla è tutta fuori. Allora, tutta fuori. 1, Messa laterale 2, per i Murrusi. Ruffino. Portiere. 1. Di Maio. Il numero 1 degli Cannualu. Possesso che si è perso. Zagarella, rimessa laterale. Cerca di giocare col numero 10. Zagarella ancora lo punta il numero 10 della squadra avversaria. Poi allarga verso Di Paola. La palla di prima. Di Paola di prima. Di Maio chiude. Palla dentro, alta, scivola però qui. Beh, quindi può ripartire Vaccaro che viene recuperato. Poi la palla dentro, recuperato anche l'attaccante. E poi Vaccaro dentro! 1-0, si sblocca il risultato. Vaccaro è riuscito a infilare il Ruffino e quindi si sblocca al 9° minuto il punteggio. Gli Cannualu. Vaccaro sblocca il risultato. Grande senso della posizione, grande senso del gol. Allora cercano la reazione d'orgoglio subito
nulla da fare, bel lavoro del portiere. E quindi vogliono ripartire. Tenta il tacco Jürgen, ma nulla da fare. Vaccaro in palla adesso, Vaccaro in fiducia. Intercettato il suo passaggio, vince il rimpallo Vaccaro, ancora Vaccaro. Vaccaro cerca il tacco, nulla da fare. Zaccarella quindi può ripartire. È veloce Zaccarella, lo sanno. E adesso il tiro! Il gol di Traina. Il numero 10 che rimette il punteggio in equilibrio. Reazione forte da parte dei Murrusi e quindi si torna sul punteggio di 1-1. Tutto da rifare. Jürgen Neia gestisce, torna indietro, ancora Neia. Portiere, il numero 10, intercettato il passaggio. E allora nuovo possesso per i Murrusi, vanno avanti. Traina tira. Calcio d'angolo. Vediamo come la gestiscono. Palla fuori per Mirisola. Palla ancora più dietro per Ruffino. Tenta il tiro Ruffino. Di Paolo intercetta, allora Neia. Vaccaro la salva alla fascia, la sfrutta il fisico, poi la palla dentro per la mantia di fronte al portiere Ruffino. E ancora Vaccaro in possesso per Neia, zona tiro, lo prova. Intercettato da Zaccarella, ancora Vaccaro che lo prova. La tocca a Ruffino. Bella parata e gran tiro. Calcio d'angolo. Attenzione, palla fuori per Neia che può provarlo. Neia! Fuori di un nulla. E allora Ruffino alla rimessa al fondo. Pennino gestisce. Cerca calma, cerca nuovi spazi, nuove imbucate. Di Paola in gestione. Cerca e trova il dribbling su Vaccaro, poi lo prova. Fuori. Se l'è costruita bene però. E quindi calcio d'angolo per i Murrusi. C'è il libero Zaccarella, ma cerca Di Paola che era marcato da tutti. Però nuovo possesso. Zaccarella vuole provarlo, lo finta. Poi gioco di gambe per poi scaricarla dietro. Prova il tiro. Neia. Apertura verso Jürgen. Tenta il dribbling. Chiamano la palla fuori ma non è uscita. Rimessa per la mantia. Batte però Jürgen. Corto. Oh, grande conclusione. Palla esterno. Zaccarella per un nuovo possesso per i Murrusi. Apertura difensiva. Palla lunga a cercare. Diventa quasi un tiro. E allora Neia. Il portiere. La mantina. Jürgen, bello il tocco. E attenzione adesso, perché sono in zona d'attacco. Si riescono a salvare in calcio d'angolo. E ancora prova il tiro, tocca a Ruffino e quindi sarà nuovamente calcio d'angolo. Palla dietro verso Neia, che viene subito pressato e quindi palla dietro al portiere. Neia per la mantia. Suola. Come si chiama il portiere, Picciotti? Nostro? Sì. Conigliano. Ruffino, Zaccarella. Parte da dietro. Cercano nuove imbucate. Palla per Di Paola. Di Paola gestisce, palla all'indietro, scontro fisico, si va avanti. Neia intercetta, però ancora grande, bellissimo questo stop. Prova a girarsi Pennino. Pennino. Gioco di gambe di Pennino, non c'è fallo, si va avanti, sì. E quindi zona offensiva, in zona offensiva si trovano i Cannualu con Neia, è solo davanti al portiere, Neia!
Grande parata di Ruffino. Possesso perso, ma Vaccaro riesce a accaparrarsi una rimessa laterale. Allora, nuovo possesso per i Murrusi con Ruffino, che tenta l'imbucata per Zagarella. Bella questa palla, è bello anche questo tocco, è da solo Pennino. Pennino cerca Zagarella di fronte al portiere. Zagarella. Nulla. Pennino ancora di fronte alla porta, può cercare Zagarella. Murato. Allora Zagarella con una nuova rimessa laterale. Di Paola cerca il dribbling. Fallo di Catania. Allora subito punizione battuta veloce. Ruffino allarga per Mirisola. Zagarella ancora per Mirisola può anche tentare il tiro. Lo prova fuori. Doveva provarlo prima questo tiro. E allora Catania per Conigliaro per Augello prova la palla dentro per Catania, diventa un tiro Catania. Vaccaro può provarlo, lo fa. Murato, ancora Vaccaro in possesso per Augello che rientra, ancora Ruffino sicuro e subito palla lunga. Bello questo stop. Pennino tenta il dribbling su Catania. Neia Catania anticipato Ella. Pennino lo prova. Attenzione perché può provarlo. Bella l'idea da parte di Mirisola, ma nulla da fare. E allora Conigliaro, la partita si va accendendo, è più dinamica. Attenzione, l'arbitro richiama l'attenzione. Quanto manca? 8. Mancano 8 minuti. E allora Catania di nuovo per Conigliaro, sale Catania, poi rientra e Conigliaro quindi cerca Vaccaro che può girarsi, può tentare anche il tiro. Catania può metterlo in mezzo. Ah, bravo. Anticipato, ma attenzione a Neia. Torna. Di Paola. Augi, torna tu, Augi. Sei Gabriele, torna tu, Augi. Iriso per Pennino, cercava Pennina. Tanto sempre occhio. Ma nulla da fare. Rimaniamo quindi sull'1-1 al 18esimo. Catania. Augello. Bello il tocco per Vaccaro. Neia. Vaccaro. Neia. Vaccaro. Bella questa scivolata, questo intervento. Molto Premier League. L'arbitro richiama l'attenzione, richiama la calma. Minaccia di ammonire. Attenzione. Ho capito, perché lo devo ammonire? E perché lo devo ammonire? Perché già l'ha detto 4, prima minchia. Conigliaro. Lei gestisce il possesso. Devi giocare, non mi devi giocare. E quindi Sì, vabbè. Ok. A dire su per dici con naso non manca giusto. Vabbè, va, Gio. e allora Neia ricomincia il possesso. Prova, Simo. Vaccaro prova il tiro. Vabbè. Murato e quindi Ruffino Ruffino per Pennino, pressato da Catania. Pennino scarica per il 16 e quindi Ruffino, tocco di Catania, ancora di Paola, palla dentro, nulla da fare. Portiere. Neia torna indietro da Conigliaro. 1. Catania. Conigliaro. Gioca dietro. Conigliaro è richiamato a giocare dietro palla verso Catania, quindi nuovo possesso. Quindi Catania verso Augello, palla intercettata da Chiavetta. E quindi Vaccaro. Siamo al quinto, raga. Fallo da parte di Vaccaro, attenzione perché adesso
sono arrivati al quinto fallo e quindi il prossimo fallo sarà tiro libero. 1-1, quindi 20°. C'è a terra Di Paola, si è fatto male in uno scontro, viene aiutato a rialzarsi da Vaccaro, si riprende, zoppica, può continuare a giocare, sta facendo un'ottima partita, sta giocando bene. Allora Ruffino, Gabri, quello centrale è tuo, sono 3 qua, guarda. deve essere il Ruffino a cercare Chiavetta, Vaccaro ancora, poi fermato, Non capisco. messa laterale da Vaccaro, palla ancora per Caro che tenta il dribbling, non riesce a passare, Vaccaro ancora, palla dentro Di Paola, Buona, bravi. e poi Vaccaro a spazzare all'indietro, riuscendo a mantenere il possesso per la sua squadra, e quindi Catania che ha cambiato fascia, e quindi Augello che viene intercettato il suo passaggio e quindi rimessa laterale battuta velocemente, Pennino per nulla non arriva, Conigliaro lascia scorrere e quindi rimessa e possesso per Augello che dà palla a Catania la stoppa, la prova a lavorare ma poi viene intercettato da Pennino e quindi esce Vaccaro, entra la Mantia e nuovo possesso per Cannualu. Augello con la 91 si gira per la Mantia che è rientrato in campo, Catania dietro per la Mantia che ha la possibilità di spingere, vede lo spazio, capisce la situazione e quindi cerca ancora lo spazio con Neia che torna indietro, Conigliaro di prima male, attenzione Chiavetta stoppa male, peccato perché poteva essere una bella azione offensiva. Chiavetta 2,5. 1. Conigliaro, Augello, stoppa all'esterno, bello questo Deva per la Mantia che subisce fallo da Di Paola e quindi quinto fallo, anzi il quarto. E quindi punizione che batterà la Mantia, prende la distanza l'arbitro. Sì, fallo, sì. Ma io Vediamo se la Mantia prova il tiro. mi metto là proprio Ruffino posiziona la barriera, lui gran posizionatore di barriera, parte la Mantia, lo prova, Oh, più convinto, la mantieni. Gabri, fai l'esterno. hanno ragione i compagni, se tirava più convinto secondo me segnava, però bella l'idea. E quindi Ruffino, lunga questa palla per Di Paola che cerca di lavorare. Di Paola ha una carra, signori, una carra uruguagia, Buona, è giusta. Peccato. lascia scorrere il Ruffino Sì, è di Ciccio quello, il tuo è largo. che una palla Pennino, viene servito Chiavetta cerca ancora Ruffino che è fuori dalla sua area di rigore, Ruffino tenta il dribbling su Catania, gli riesce e quindi Chiavetta, palla persa verso Neia che gestisce bene per Catania che la mette dentro per Neia, Ruffino che ha preso. Non l'ho mai fatto. Ho giocato tipo in fila con lui con il gasolino, ti giuro una partita. Paola spazza, Dai, Gabri, bravo. quindi Neia che ha avuto una buona occasione, ma Ruffino si è opposto con grande stile, una delle sue parate. La Mantia riesce il primo dribbling ma non il secondo, Augello, la Mantia per Catania ma c'è Chiavetta, fermo, stile Chiellini, one man army. Gabri, rimani. Palla a vuoto di Mantia e quindi rimessa per i Camurrusi. Ruffino, Chiavetta dietro e palla persa per Catania che può gestire adesso la Mantia, tenta il tiro, Non è fallo. finisce il primo tempo sul punteggio di 1-1.
Andiamo, raga. Portiere, pronto? Portiere! Allora, si può ricominciare con questo secondo tempo con subito il tiro. Non me l'aspettavo neanche io. Conigliaro è entrato. Conigliaro avanza. Conigliaro sale per Jurgan. Augello. Jurgan si gira, sembrano entrati con una marcia diversa. Cannualu. Allora, rimessa per i Murrusi. Colpo di testa! Che quasi entra. Bello questo colpo di testa, pericoloso. 1, Conigliaro alla battuta. 2, Corta per la Mantia. Jurgan. Dribbling su Di Paola. Si allarga Augello. 1. La palla dietro ancora a Conigliaro, che la prova lunga verso Augello, che sfiora solamente di testa. E allora Ruffino alla battuta verso Zagarella, che a campo può girarsi. Zagarella deve accendersi ancora. Zagarella prova il tiro. Murato. Ma spiragli di luce da parte di Zagarella. E quindi Di Paola che si allarga. Prova il tiro. Ottima conclusione. E quindi Conigliaro alla battuta. Palla ancora verso la Mantia, che apre ancora bene verso Di Maio, e Zagarella però è lì, e quindi palla per Pennino, che è solo davanti alla porta. Conigliaro esce molto bene. Conigliaro. E quindi nuova azione d'attacco con Jurgan, che protegge bene questa palla dall'attacco difensivo, che però viene considerato fallo da parte del direttore di gara. Opinioni contrastanti, ma la decisione è chiara. Augello pressato, palla dietro per Conigliaro, che dribbla Zagarella. Ancora il pressing che funziona bene. Zagarella, la porta è scoperta ancora. Tiro Pennino, palo e poi fuori. Train. Ah, io lo chiamo Pennino tutta la partita. Sì. Stava segnando Traina, che l'ho chiamato Pennino, mi deve perdonare. Traina. E quindi la Mantia. Tutti possiamo sbagliare, dico alla fine pure io. Rimessa al fondo, Ruffino, palla lunga verso Di Paola, che solo scivola Di Paola sul momento più bello. Rimessa laterale.
Oggi vai! Conigliaro, Jurgan, pestato da Traina, quindi decide di ricominciare da Conigliaro. La Mantia si gira bene, poi però Zagarella lo chiude e quindi Traina che sono in 3 in attacco, palla per Di Paola imprecisa, quindi nulla da fare, rimaniamo sull'1-1. Entra Larzio. Vaccaro protegge, si gira, Vaccaro ancora, scarica per la Mantia che prova il dribbling, si riesce a infilare in mezzo a 2, poi Jurgan decide di ragionare ancora con Di Maio e quindi Vaccaro cerca di infilarsi in mezzo a 2, forse passa, Ruffino riesce a uscire, esce dalla porta, Ruffino tenta la giocata, il suo compagno di squadra ma nulla da fare e quindi la Mantia per Vaccaro che prova a girarsi, Larzio imponente, però Jurgan è ancora lì, poi il tiro, attenzione la palla stava per entrare e quindi calcio d'angolo per Cannualu. Di Maio prova il tiro, quasi entra sta palla. Zagarella cerca di dialogare con Traina, Zagarella la fa passare, la Zagarella palla lunga per Vaccaro, la stoppa bene, sola per la Mantia che va ancora supera il portiere, bellissimo gol, 2-1 la Mantia, 2-1. È riuscito a superare il portiere egregiamente e ha insaccato la rete e quindi la Mantia 2-1 a Cannualu. 1, 2. Zagarella Bravo Ciccio, bravo. Dietro. Giusta. Conigliaro, attenzione perché adesso ci potrebbe essere un'altra reazione. Vedremo se ci sarà un'altra reazione da parte di Murrusi come quella che c'è stata in precedenza dopo il primo tempo. Jurgan! Ruffino e poi ancora Jurgan. E allora ripartono i Camurrusi. Zagarella allarga per Traina supera il primo, Traina ancora, tenta l'altro dribbling, non la passa poi e quindi la Mantia, poderoso, lo chiude e quindi ripartono ancora. Attenzione alla Mantia che è dentro per Jurgan che per poco non la tocca. La Mantia in palla adesso. Allora cambi, prima deve uscire e poi entra. No, va. Te lo sto spiegando. Esce la Mantia nel momento migliore della sua partita. E quindi Ruffino. Portiere, Conigliaro, Vaccaro, può girarsi, decide di ragionare e di aspettare. Allarga per Jurgan, che torna indietro. Da Di Maio. Jurgan, tenta lo stop a seguire ma nulla da fare. E quindi Zagarella ancora lavora bene questo pallone d'esterno. Tenta un'imbucata ma non viene capito da Lazio. E quindi la partita che si accende, discutono tutti. Il pallone è questo. Vaccaro protegge bene di fisica e qui però Zagarella è lì e allo stesso tempo c'è un fallo contestato giustamente perché è un po' dubbio, però si va avanti, ma va bene. Bello questo è il recupero di Traina che fa pure un bel dribbling, palla dentro, Zagarella Di Maio. E allora palla dentro per Traina
Traina, tenta di lavorare questo pallone, ma viene fermato e quindi ripartenza, prova addirittura il tiro! Da dove l'ha fatto? Ma da dove l'ha fatto? Di Maio! Dalla sua metà campo! Ma da dove l'ha tirato fuori? Grande gol d'astuzia, Ruffino è stato colto impreparato. E quindi 3-1 per gli Cannualu. Zagarella, adesso lui deve accendersi, Zagarella ancora per Di Paola che non arriva su questo pallone, leggermente lungo. E quindi niente, situazione di stallo. I Murrusi sono in netta difficoltà li vedo proprio in balia della loro superiorità fisica. Cambio di pallone. Quanto siamo in minuti? 10. Uno incontro, uno che fa! Due. Ruffino lunga questa palla per Di Paola. Di Paola, di rabbia Di Paola. Si intestardisce e prova il tiro. Ma d'altronde queste sono le occasioni da sfruttare. E quindi Neia per un nuovo possesso. Neia, bello questo dribbling di Neia. Ancora va avanti Neia, può provare anche il tiro Neia. Palla poi però intercettata da Larzio. Che la dà buona questa palla per Di Paola che prova il dribbling ma viene fermato da Di Maio. E poi ancora un altro recupero di Di Paola che tenta l'imbucata Larzio, poi è fermato da Catania, tenuto per un braccio poi, ma si va avanti per Neia, 1-2, bello questo 1-2. E Neia prova il tiro! Gabri, questo è il tuo. 3-2. Di falli. Ah. Bravo, Giodi. Allora, rimessa laterale per i Murrusi. Di Paola tenta il dribbling, Catania è lì ad aspettare e quindi Ruffino, e deve stare attento sulla pressione. Ruffino tenta il dribbling, ci riesce, va avanti Ruffino nell'altra metà campo, attenzione a Ruffino che perde palla, la porta è sguarnita, Neia! Fuori di poco, la porta era libera, si è preso un grandissimo rischio qui Ruffino, ma fa parte della sua card, insomma. No, ogni volta non è tua, è mia, è sua. Vai, Cosa è giusto. Allora, rimessa laterale, battuta da Zagarella. Larzio allarga per Traina, dribbla Catania. Poi prova il tiro, attenzione alla palla entrata! Di Paola. Si riaccende la partita nel momento peggiore dei Murrusi. 3-2 quindi il parziale. Siamo a Vaccaro, subito la palla dentro. Si gira Traina cerca di lavorare questo pallone, ma Vaccaro è lì, imponente, prendersi pure fallo. E quarto Fallo, Neia per Vaccaro. Scarica dietro per Di Maio. Conigliaro, pressato da Traina, con Catania. Di Maio per Neia. Adesso in attacco. Decide di ragionare e di aspettare Vaccaro, che lo chiama a gran voce. Poi Vaccaro prova il tiro, Zagarella lo mura. E quindi rimessa laterale per Cannualu, che viene battuta da Catania. Non lo vedete ma lo vedo io, manco lo vedo io in realtà, però quindi c'è un'altra rimessa battuta da Vaccaro, che Vaccaro lavora questo pallone, la Veronica tenta la Veronica, poi cerca di infilarsi il Ruffino, lo chiude e quindi Zagarella riparte male, però Zagarella per Neia che prova il tiro e Larzio si ritrova il pallone lì pronto per ripartire, tenta il filtrante ma questa palla si perde nel vuoto e quindi nuova rimessa per Cannualu, che
che ripartono con Conigliaro per Neia, il numero 17 che avanza per Vaccaro, che tenta di lavorare ancora bene questo pallone, come lavora bene da punta Vaccaro. Neia per Di Maio, per Catania, di fronte alla porta, Ruffino esce, Catania tira, Traina spazza indietro, poi Traina che cerca di lavorarsi questo pallone con Vaccaro, spalla a spalla, c'è stato un contatto. Ma dove che scende da solo? Ma vi inventate i falli? È scivolato solo! Ah, a posto, compa, mica, ma bene con il voglio pescare! Di Paola. Uno, Coniglia. uno! Lungo questa palla che si perde. Time out. Aspetta, sappiamo con il tempo. Quanto vieni? 11! No, 10, scusa! Fammi uscire, sono morto, però fammi diventare io. E quindi 4. Secondo me sì, sicuro. Vabbè, quello non Ma tanto direi. prendi la palla da così. Fermo, vediamo. Allora, si può ricominciare dopo il time out, ancora 2-3 il risultato, partita che sembrava aver preso una piega positiva verso gli Cannualu, ma in realtà i Murrusi sono ancora vivi in partita e quindi siamo 4-3 come falli, ma 2-3 il risultato. E quindi adesso un nuovo fallo conquistato da Traina, che si appresta alla battuta di questa punizione. Vediamo se è proprio il tiro o l'imbucata verso Di Paola. Traina, Murato, Neia si ritrova lì il pallone, lavora male questo pallone stavolta verso Di Maio e quindi sono ancora in attacco i Camurrusi con Zagarella. Traina, Di Paola chiuso da Di Maio e quindi ancora rimessa di Paola che dà palla a Mirisola. Jurgan, il 10, protegge palla, chiuso da Mirisola che si è acceso. Traina la battuta, cerca la palla lunga verso Di Paola, parata di Conigliaro e Zagarella ancora lì, però non è finita. Zagarella dentro, non arriva nessuno, ma i Camurrusi sono vivi. Zagarella come un diesel. Conigliaro alla battuta, l'ha rimessa al fondo. Conigliaro, palla lunga verso Jurgen, ma viene anticipato da Traina che protegge palla. Pressato da Lamantia che gli recupera. Lamantia ancora, ma fermata a sua volta da Di Paola che lavora un nuovo possesso. Sarà lunga, troppo, peccato perché era una bella idea. E quindi Conigliaro, Lamantia, palla che cerca di imbucare Jurgen, ma nulla da fare. Zagarella in velocità, chiuso. E quindi Neia per Jurgen, palla per Lamantia di fronte al Ruffino e Jurgen, gol di squadra e quindi 3-2. Non difende nessuno. 4-2. Grazie. Dai! 4-2. Di Maio chiuso da Di Paola. E quindi siamo 4-2.
Bel gol lavorato da parte degli Cannualu. Asse, Lamantia, Di Maio, Neglia, che funziona bene, ma qui Neglia perde palla e prova il tiro traina. Nulla da fare. Palla che finisce fuori. Conigliaro della rimessa dal fondo, cerca Lamantia che stoppa bene, poi si gira, Lamantia apre per Di Maio, cerca ancora Lamantia, come dialogano bene i due. Lamantia cerca di girarsi, Zagarella gli sta sopra, poi Lamantia apre male e quindi mi risola. Attenzione perché siamo subito dall'altro lato, Maneglia qui fa una scivolata grandiosa e poi però c'è il fallo di Neglia che si va a prendere troppo dalla sua garra uruguagia. Fallo da parte di Neglia. Vediamo cosa fa Merisola da questa punizione, se prova il tiro, se cerca il passaggio verso Di Paola. Prova il tiro. Male. Deve tornare Merisola. Viene richiamato da Di Paola. Neglia, scucchiaia Neglia. Troppo lungo però. E quindi Ruffino. Palla lunga di Ruffino a cercare Zagarella. E quindi Jurgan. Bene Jurgan, rientrare verso Neglia. Neglia pressato, cerca di uscire, male, ma Zagarella qui con un gioco di prestigio. La prima Veronica riesce, la seconda no, poi Jurgan ad aiutare Neglia. Palla quindi per gli Cannualu. Esce Neglia ed entra Gello che entra subito in possesso, chiuso da Zagarella. Lamantia si scontra con Merisola, chiamano fallo. Per nessuno dei due. Zagarella per Di Paola. Traina. Cerca di girarsi, Lamantia lo chiude e si lavora bene questo pallone, riesce a guadagnare anche il fallo. Viene aiutato a rialzarsi da Di Paola e Jurgan batte per Conigliaro. Conigliaro cerca la palla lunga, viene ribattuta e quindi Zagarella davanti alla porta, Zagarella per Di Paola! Non è ancora finita. 3-4. Time out. Partita che si è riaperta, quindi ancora una volta quanto è 25 a tempo? Quanto manca, signore? 3,5. E allora, ultimo time out, mancano 3 minuti e mezzo, stiamo 3-4 e quindi si riprende per questi ultimi 3 minuti e mezzo. Di Maio, lunga questa palla per Vaccaro, nulla da fare e quindi Ruffino verso Traina, prova il sombrero, riesce questo sombrero, poi ancora Traina lavora ancora questo pallone dietro per Zagarella, palla deviata, quindi rimessa per lui. Dietro per Merisola per Di Paola, tenta lo scambio con Traina, non si capiscono i due, quindi rimessa per gli Cannualu.
Vaccaro lavora bene questa palla, però il possesso adesso sarà dei camurrusi. Per Ruffino che deve affrettare i tempi. Mirisola, palla per Zagarella. Zagarella rientra e viene chiuso da Jurgan. La rimessa è sua però. Zagarella cerca Traina. Traina ancora, lavora questa palla, cerca di girarsi. Traina, la palla è uscita. La palla è uscita, quindi rimessa per i Camurru, per i Cannualu. Alla battuta c'è Jurgan. Jurgan lunga questa palla a cercare Vaccaro. Non nulla da fare, va Ruffino per Zagarella, pressato ma supera Jurgan qui. E quindi Traina ancora. Traina qui chiusa all'ultimo dell'intervento grandioso di Lamantia. E quindi Traina, la battuta di questo calcio d'angolo, la mette dentro questa palla a tagliare. Di Paola poteva saltare, non l'ha capito. E quindi rimessa dal fondo per Conigliaro. Addirittura rimessa laterale. Jurgan alza questo pallone verso Vaccaro che lo lavora bene, ma lo stesso chiuso alla fine. Mirisola, grande scivolata qui, un po' dura. Questo è un intervento un po' al limite, però considerato pulito. E quindi Zagarella per Ruffino. Zagarella. Traina ancora Di Paola. C'erano quasi 2 minuti di recupero. Vaccaro, attenzione a Vaccaro che la stoppata di petto nel frattempo per la Mantia. Zagarella salva tutto. E quindi Di Maio per Vaccaro. Zagarella che si è infuocato adesso. Zagarella ruba palla da Vaccaro che accusa un colpo in faccia. Tranquillo, vedi, sei tranquillo, vedi. Vai, gioca! Portiere! Momenti di fuoco, di ansia, di tensione. Il gioco del pallone è anche questo. Vaccaro si rialza. Ruffino, Mirisola. Cerca Di Paola, ma viene anticipato. Rimangono bassi gli Cannualu. E quindi Traina, attento campo davanti a sé. La Mantiola aspetta. Traina cerca Di Paola, ma attenzione al rimpallo che quasi favorisce. Ma nulla da fare. Palla per Vaccaro che era solo. Non la stoppa e quindi Ruffino. Sale Ruffino, cerca di servire Traina che di testa la manda verso la Mantia che quindi la lavora verso Jurgan. Jurgan, palle in avanti verso Vaccaro che è solo di fronte a Ruffino. Vaccaro! La chiude Vaccaro. Lo scavetto di Vaccaro. E quindi il risultato sul 5-3. Eh sì, Vaccaro. Gran gol. Si vede che gioca tanto al gioco del calcio. Zagarella, di rabbia Zagarella. Palla deviata. 5-3. Finisce qui. Vincono i Cannualu per 5-3.